Buongiorno a tutti ragazzi, oggi voglio fare un risotto terra e mare allo zafferano. Quindi abbiamo il riso basmati, lo speck del Trentino Alto Adige, pollo bollito e carne di bovino bollito già tagliata a pezzettini. Poi abbiamo gamberoni, calamari e gamberetti. Questi è lo zafferano. Questi sono gli ingredienti che bisogna avere per fare questo piatto. Qui io già ho fatto due coscette di pollo, un pezzettino di bovino già tagliato a dadini. Sono due coscette in effetti e 200 grammi di, un pezzo di bovino, 200 grammi. Qua sono 4 gamberoni e 250 grammi di calamari tagliati già, e qua sono 100 grammi di gamberetti che potete trovare già congelati, nel reparto surgelati. E qua ci sta il riso, 160 grammi di riso basmati. Ora procederemo a fare questo piatto. Ora faremo i gamberoni calamari e i gamberetti li faremo cuocere qui in questo tegame con olio extravergine di oliva e aglio biologico ho messo io. Come l'olio incomincerà un po' a riscaldarsi, metterò calamari e gamberoni. Ecco qua che abbiamo messo gamberoni e calamari. Ora metteremo il coperchio, poi quasi all'ultimo metteremo i gamberetti perché quelli cuociono molto più prima. Adesso metto il coperchio e farò cuocere per 10 minuti. Ora ragazzi io ho aggiunto 3 bicchieri di acqua perché voglio conservare la cottura dell'acqua per cuocere il riso. Quindi voglio rimanere un po' di acqua della cottura di calamari, gamberoni e gamberetti per conservarla poi dopo per fare il riso. Perciò cuoceranno in quest'acqua olio e aglio per una decina di minuti, giusto che perché devono cuocere poco perché i calamari e i gamberoni sono delicati, quindi poi il restante dell'acqua io lo conservo e dell'olio per cuocere il riso dopo. Ecco ragazzi, dopo 10 minuti ho messo anche i gamberetti, giusto altri 3-4 minuti e spegnerò il fuoco e metterò l'acqua da parte. Ecco ragazzi, è terminata. Ora questo sugo che è rimasto lo userò insieme all'acqua per fare cuocere il riso. Allora ragazzi, siamo pronti. Il riso ci sta, lo speck, il pollo, la carne. Qui ci sono i gamberoni, i gamberetti, i calamari, già i gamberoni li ho sgusciati. In aggiunta a questo volevo dirvi, come potete vedere, qui ci sono un vasetto di vongole, di frutti di mare, che io avevo nel congelatore. Ora ho voluto mettere proprio per fare la bomba, come dico io, proprio stavolta mi voglio superare, quindi aggiungerò anche questo, quindi aggiungete pure se volete, però non è necessario. Io l'ho messo in più, è un vasetto di vongole, tonnine, telline come le chiamate voi, fasolare, quindi è un misto in effetti. Ci sono i cannolicchi, le pannocchie come le chiamate voi, e lo aggiungerò a tutto questo ben di Dio che vedete. Quindi oggi sarà proprio una bomba. Quindi prepariamo e mettiamoci all'opera. Ah, voglio dirvi questo è il sugo, quello che è rimasto del fatto dei gamberoni in questa tazza. Vedete? Questa tazza della ceramica di vetri che qui è famosissima. Quindi aggiungerò questo qua, però vi faccio vedere poi man mano. Adesso metto il riso nel tegame qui e poi vi farò vedere. Mi raccomando ragazzi, sciacquate bene il riso 3-4 volte perché il basmati caccerà un po' di quello, tipo quella farina. Io l'ho sciacquato minimo 3-4 volte
E stavolta toglierò quest'altro poco d'acqua e poi incomincerò a mettersi il sugo quell'altro lì. Vi farò vedere come. Allora ragazzi, io ho messo 4 bicchieri così di plastica. Mi è ancora rimasto, vedete, un pochino. Quindi ho messo 4 così di, diciamo, di sugo, più il sugo che stava qui, diciamo, nelle telline, nelle vongole, diciamo, questo qui. Adesso ci stanno solo le telline. Quindi ho messo 4 bicchieri di quel sugo lì e questo qui. Se voi invece non avete, potete fare anche un brodo di pesce, usai quello con or, che voi potete aggiungerci un bicchiere se non volete aggiungere anche, diciamo, i frutti di mare, quindi un bicchiere, oppure mettete il restante perché è rimasto, invece di fare 4 bicchieri ne fate 5 di questi qua. Ragazzi, adesso ho messo tutto, zafferano, speck, tutto quello che avete visto. Ho girato per far sciogliere lo zafferano. Adesso non si dovrà girare più fino alla sua cottura, che terminerà quando l'acqua si sarà asciugata. Quindi poi vedrete. Non si deve toccare mai, non si deve girare come il solito riso. Questo non va toccato, va messo il coperchio sopra e basta. Deve cuocere così senza girarlo. Ecco ragazzi, sta bollendo bene, quindi dobbiamo aspettare che si asciuga quest'acqua e non li ho girati né niente, così com'era così l'ho rimesso. Devo aspettare solo che quest'acqua si ritiri, quindi ci aspettiamo ancora un altro poco, poi vedrete come verrà davvero uno spettacolo. Così pare brutto, poi dopo vedrete come sarà. Ecco ragazzi, sta bollendo bene, quindi dobbiamo aspettare che si asciuga quest'acqua e non li ho girati né niente, così com'era così l'ho rimesso. Devo aspettare solo che quest'acqua si ritiri, quindi ci aspettiamo ancora un altro poco, poi vedrete come verrà davvero uno spettacolo. Così pare brutto, poi dopo vedrete come sarà. Ecco qua ragazzi, è pronto e adesso lo impiattiamo e così vedete com'è. Quindi vedete, come potete vedere, si è asciugato bene ed è ottimo, secondo me oggi mi scasso. Ed ecco qua ragazzi, risotto terra e mare allo zafferano. Come potete vedere, speck, calamari, gamberoni, come potete ben vedere, pollo, carne, speck, le vongole, le tonnine, le telline, anzi voi chiamate così. Quindi ragazzi, un piatto davvero doc. Quindi ragazzi, se permettete, oggi a mangiare. Quindi è orario quasi. Oggi questa ricetta è stata più dura del solito, però ne è valsa la pena, credetemi. Ciao a tutti e buon appetito. E come si dice, a facci dicevo male. Ciao a tutti ragazzi.